La Fiesta dei Patrie dal Friul è una manifestazione che si svolge da 49 anni e che dal 2015 è stata riconosciuta con legge dalla Regione Friuli Venezia Giulia per ricordare e valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano. Si tratta di un'occasione per celebrare in comunità i valori culturali e linguistici in cui i friulani si riconoscono quotidianamente e attraverso i quali affermano la propria identità. Perché la Fiesta dal Friul fa proprio questo, sin dalla sua prima edizione, festeggiata ad Aquileia nel 1977, iniziativa di Don Francesco Placereani, meglio noto come Precheco. Festa è una ricorrenza sempre importante e ancora più rilevante quest'anno per il 50° del terremoto. Questa coincidenza oltretutto ci ha portato ad assegnarla a un comune in particolare, uno dei comuni simbolo del terremoto del 76, quindi al comune di Artegna, ma ricordiamo che Artegna sarà certamente la sede della manifestazione principale, ma in realtà queste celebrazioni coinvolgono tutto il Friuli Venezia Giulia e non solo il Friuli Venezia Giulia, visto che come al solito anche questa volta i bandi sono aperti anche per i comuni veneti friulanofoni che possono aderire alle nostre risorse, possono attingere le nostre risorse per celebrare degnamente quella che è la ricorrenza più sentita e identitaria del Friuli Venezia Giulia. Presidente, allora, la Fiesta dal Friuli il 3 di aprile, tutto pronto. È una grande festa per tutti i furlans, la 49esima festa che lei ricordalu che aveva fatta tra l'altro proprio ai quest di cui che l'ha fondata questa festa, quindi perché con Placerean, Francesco Placereani, che era in Montenars, ma soprattutto all'el quest lì che purtroppo è stata la grande tragedia del terremoto e la grande ricostruzione, perché quindi ricorda anche questa situazione che ha avuto i furlans come protagonismo non dal momento della ricostruzione stessa, ma anche facendo scuola, ecco, dice che vuol dire far risorgere un territorio.